Benvenuti, oggi è mercoledì 6 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 16:57. La luna si leva alle 11:19 e cala alle 20:26. La Chiesa oggi celebra Sant'Emiliano. Il nome Emiliano ha origine latina e significa cortese. Oggi 6 novembre si celebra la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato. Nel 2001 l'Assemblea Generale dell'ONU ha istituito tale ricorrenza per sensibilizzare la società sugli effetti dannosi prodotti dalla guerra, non solo su soldati e civili, ma anche sull'ecosistema a causa dell'inquinamento delle risorse idriche e della devastazione di flora e fauna. L'attore, sceneggiatore, scrittore e regista statunitense Ethan Hawke spegne oggi 54 candeline. Già a 14 anni esordisce nel film Explorers, ma si fa notare molto di più nel 1989 grazie a L'attimo fuggente. Ha ottenuto 4 candidature al premio Oscar, una nel 2002 come migliore attore non protagonista per Training Day, una nel 2005 per la migliore sceneggiatura non originale per Before Sunset, prima del tramonto, una nel 2014 nella medesima categoria per Before Midnight ed un'altra nel 2015 al migliore attore non protagonista per Boyhood. Auguri anche ad Emma Stone, che oggi compie 36 anni. Trasferitasi a Los Angeles per cercare il successo, ha cominciato dalla TV per poi debuttare nel cinema a 19 anni. Nel 2017 ha vinto l'Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film La La Land, mentre nel 2015 e nel 2019 è stata candidata all'Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione rispettivamente nel film Birdman e nella Favorita. E infine buon compleanno a Sally Field, che oggi compie 78 anni. 2 per lei gli Oscar, nel 1980 come protagonista del film Norma Ray e nel 1985 per Le stagioni del cuore, ma la ricordiamo anche come moglie di Robin Williams in Mr. Doubtfire e come mamma di Forrest Gump. In campo televisivo è nota per il suo ruolo nella serie TV Brothers and Sisters, Segreti di famiglia, dal 2006 al 2011, che le è valso un Emmy Award e uno Screen Actors Guild Award. Solo una volta dal XVIII secolo a oggi la lava dell'Etna ha distrutto un centro abitato. Il 6 novembre del 1928 una grande eruzione ha cancellato Mascali, nel basso versante orientale del vulcano, sommergendo completamente il paese che a quei tempi era abitato da circa 3.000 persone. Ma avete mai sentito parlare di trasformazione in spaghetti? E no, non stiamo parlando di fantascienza. Quando ci si avvicina a un buco nero c'è una regione di spazio che viene denominata orizzonte degli eventi, in cui l'attrazione raggiunge valori talmente intensi che gli oggetti subiscono una deformazione e si allungano formando appunto dei filamenti. Per questo si parla di trasformazione in spaghetti. Buongiorno ai 12, oggi anche il pianeta Nettuno vuole dire la sua e la Luna, ribelle come al solito, si trasferisce in Capricorno volendo tentare di razionalizzare sicuramente le diatribe tra Venere e Giove che proprio non vanno d'accordo. Ariete, ebbene, le tensioni tra Giove e Venere giocano a vostro favore, visto che fate da vero e proprio punto di talete su questa opposizione. Cosa vuol dire? Semplicemente che tra i due litiganti il terzo gode e a godere sarete voi. Toro, la giornata di oggi è una giornata assolutamente dinamica, proprio perché Nettuno
Nettuno vi manda comunque una carezza di fantasia, proprio perché nel pratico Marte vi osteggia e tutta una serie di pianeti non sono propriamente a favore. Oggi vi godrete comunque la dolcezza di qualcuno che vi proporrà un dialogo costruttivo e utile. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede il vostro Giove alle prese con una Venere che proprio non ci sta alle aspettative, a non essere soddisfatta, a non avere ciò di cui la voluttuosa divinità olimpica in genere ha bisogno e rappresenta. Nettuno confonde anche un po' le idee e quindi vi potrà capitare di incorrere in qualche persona un po' ambigua o non affidabile nel suo dire. Cancro, giornata decisamente interessante quella di oggi, proprio perché il Sole vi corrobora di energia, mentre la Luna, proprio la vostra dea, inizia un'opposizione e quindi fondamentalmente le cose vanno bene, ma voi siete sicuri di vederli nella chiave giusta? Tentate di afferrare il senso del reale, oggi sarà importante se non fondamentale. Leone, giornata oggi interessantissima, con quel Marte che vi dà sì energia, ma con un Plutone che ancora non lo fa sentire abbastanza sicuro. Mercurio trova un accordo felice con Marte, in genere i due pianeti sono incompatibili, ma riescono a dialogare. Ed è soprattutto in un dialogo che troverete soddisfazione, accordo e un buon inizio, che sia lavorativo o affettivo. Nettuno di contro vi fa le dolcezze proprio perché addolcisce il vostro Marte, rendendovi comunque molto intuitivi. Vergine, una giornata oggi che vi trascuro un po', se non fosse per la grazia del Sole che comunque vi spinge ad andare avanti, ad avere delle energie. La Luna oggi è perfettamente compatibile e quindi fondamentalmente il vostro modo d'agire, di vedervi, supera il vaglio della critica più severa dello zodiaco, ovvero la vostra. Quindi sorridetevi e in ogni caso muovetevi con la convinzione analitica di cui siete capaci. Bilancia, giornata oggi molto dinamica nello zodiaco, stelle e pianeti formano aspetti vari e disparati ed è proprio la vostra Venere una di quelle che fa più rumore di tutti nel cielo stellato, proprio perché le aspettative vogliono essere compensate, non sopportate più l'ambiguità, le sparizioni o le cose dette a mezza voce. Esigerete chiarezza dal partner e dall'amore, tanta quanta ne riuscite a dare. Scorpione, giornata oggi che prosegue ancora con questo Sole in perfetto accordo con Saturno, ma anche la Luna oggi vi è amica ed è anche molto comunicativa. Oggi i dialoghi saranno all'insegna dell'affettività, anche e persino al lavoro, dopo avere finalmente conquistato una dimensione sicura, serena e professionalmente molto gratificante. Sagittario, il vostro Giove proprio vi tradisce fino alla fine, prendendosela con Venere che per adesso transita nei vostri gradi zodiacali. La Luna oggi vi abbandona, quindi un po' meno emotivi, ma con la confusione di Nettuno su quella Venere che vi chiede ancora chiarimenti in amore. Se avete il dubbio di essere amati no, le stelle rispondono di sì, ma dovrete scoprirlo voi, magari chiedendolo al partner. Capricorno, giornata oggi che vede il soggiorno della Luna nei vostri gradi, una Luna che però non perde tempo sicuramente in chiacchiere e che subito inizia ad osservare tutto intorno. Per quanto vorreste trovare il difetto, il classico pelo nell'uovo, oggi non ci riuscirete proprio, quindi siete sereni cari Capricorno, in amore siete più dolci. Acquario, giornata oggi che vige ancora del subire gli strali di un Marte in opposizione. Nettuno per oggi è particolarmente favorevole e vi manda, soprattutto a quelli della terza decade, dei piccoli messaggi di soavità, di dolcezza. Ispirazione e creatività sono veramente molto forti. Per quanto il Sole vi stanca un po', Marte vi sospinge comunque all'azione. Pesci, giornata oggi molto interessante, proprio il vostro Nettuno, il vostro pianeta elettivo a tenere banco assieme agli altri pianeti e quindi tocca un po' varie regioni planetari. Avrete sicuramente il decisionismo di Urano, la creatività di Plutone
è la forza di Marte. Le vostre sono emozioni assolutamente deflagranti, incontrollabili. Il trigono Sole-Saturno, anch'esso nei vostri gradi, vi darà modo di razionalizzare il tutto. Oggi siete una vera e propria potenza zodiacale. Per 70 anni ha servito il giornalismo, lavorando per oltre 4 decenni alla RAI e venendone cacciato ai tempi del cosiddetto editto bulgaro di Silvio Berlusconi. Il 6 novembre del 2007 Enzo Biagi ci ha lasciato, spegnendosi a 87 anni in una clinica milanese. Questa espressione si deve al periodo della guerra civile americana 1863, quando si diceva grapevine telegraph per spargere informazioni destabilizzanti per il nemico. Da qui la diffusione di hear it on the grapevine, letteralmente sentito nella vite, dove la vite qui non c'entra nulla. Dunque questa frase si può usare quando si sentono voci su qualcosa o qualcuno, ma la fonte non è nota. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Adolf Wolfli è considerato un grande pittore dell'Art Brut, ma ha seguito una strada piuttosto insolita per arrivare alla fama. Nato in Svizzera nel 1864, da adulto si rese responsabile di molestie a bambini e tentativi di stupro, venendo incarcerato e dichiarato schizofrenico. A 31 anni in manicomio cominciò a dipingere, ci ha lasciato 1300 disegni, attirando anche l'attenzione di Sigmund Freud. Ci salutiamo con la frase del giorno: se non scali la montagna non potrai mai godere il paesaggio. Quindi non perdetevi d'animo se vi trovate in una situazione di difficoltà e pensate di non arrivare in cima. D'altronde oggi è mercoledì e anche se il weekend può sembrare ancora molto lontano, in realtà mancano soltanto 2 giorni. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.